Cari telespettatori, eccoci insieme, finalmente in un momento di tranquillità, tocchiamo ferro, ma insomma per il momento è tale, possiamo parlare con i consorzi di bonifica, in modo particolare con il Presidente dell'Ambi Veneto, Giuseppe Romano, bentornato qui con noi, grazie di essere con noi Presidente, della situazione dei consorzi, le attività che svolgono, attività quindi di prevenzione, le opere che sono state realizzate, finanziamenti, insomma la valenza che hanno, e anche di un'altra scadenza molto importante che è quella delle votazioni che ci saranno a metà dicembre, che rinnovano adesso un po' diciamo, la dirigenza, la compagine nell'ambito dei consorzi, e poi spiegare l'ennesima volta, ma giustamente voi dite bisogna parlarne perché altrimenti le persone non ricordano e non capiscono la valenza. Che cosa servono questi benedetti consorzi? Quindi perché anche il cittadino paga un quid per avere che cosa? Se non ci fossero cosa succederebbe? Quali sono i lavori da fare in proiezione? Insomma tante diverse cose. Per fortuna dico non in emergenza, Presidente. No, per fortuna non in emergenza. In questo momento qua. No. Anche se vabbè, sono previste perturbazioni di vario genere, ma insomma speriamo che non succeda come in Liguria anche qui da noi. Allora, allo stato attuale, vediamo un po' di fare il punto della situazione, passati ormai 5 anni dalle precedenti votazioni sì. E dal 2010 che ha sancito insomma questa novità importante per l'operatività diciamo dei consorzi. Beh, questo è il terzo rinnovo che facciamo dopo la riforma dei consorzi di bonifica, una riforma profonda, importante, voluta dalla Regione del Veneto nel 2010, una riforma che ha portato a risparmi importanti di gestione. Si parla di circa di 5 milioni di euro all'anno di risparmi che noi abbiamo rigirato nel territorio. Perché risparmi? Ricordiamolo. Ma perché mettendo assieme siamo passati da 20 consorzi a 10 più uno di secondo grado, ed è evidente che una riorganizzazione di questo genere, quindi ci voleva insomma. Banalmente, anche se non è il vero risparmio, non ci sono più 20 presidenti, ce ne sono 10, non ci sono più 600 consiglieri, anzi 900 consiglieri come c'erano prima, te ne sono solo 200, ma non è quello il vero risparmio è aver riorganizzato con una lungimiranza diversa, aver proiettato i consorzi di bonifica nel nuovo millennio, quindi quello è stato il grande risparmio, perché poi nel riorganizzarci evidentemente abbiamo efficientato tutta una serie di situazioni senza creare nessun tipo di impatto negativo nei rapporti istituzionali interni con il personale, ma aver creato le opportunità per andare oltre e per dare risparmi che poi sono stati tramutati direttamente in opere e quindi in risparmio a quelli che pagano le bollette, perché poi giustamente come diceva lei prima, perché si paga, cosa servono i consorzi di bonifica. Ecco. Qual è la situazione attuale dei consorzi, quindi la loro operatività in base anche ai territori, perché ci sono ambiti territoriali completamente diversi nella nostra regione, non parliamo a livello nazionale perché dopo entriamo in un ambito. Beh, intanto credo che ci siano delle peculiarità consorzio per consorzio, perché se fossimo 10 consorzi uguali non ci sarebbe bisogno di avere 10 consorzi, ne basterebbe uno, a parte le battute. Ogni consorzio ha una sua peculiarità, ha una sua situazione, ha una sua ideografia, ha una sua composizione del terreno, ha una sua urbanizzazione, ha una sua realtà e una sua omogeneità, per cui non siamo ripetibili, ogni consorzio ha la sua situazione. Evidentemente passiamo da situazioni di consorzi che sono più vicini alle colline, quindi pedemontani, ai consorzi strettamente di bonifica che sono quasi tutti sotto il livello del mare. L'esempio eclatante è, non so, l'area di Rovigo del Polesine rispetto all'area della pedemontana sia trevigiana che vicentina che veronese, ecco. Però la diversità è appunto questa, ma sono peculiarità, io non le chiamo diversità, le chiamo peculiarità, quindi atteggiamenti e proposte diverse rispetto a dare quelle risposte necessarie che il territorio ha bisogno e che i cittadini di quel territorio hanno bisogno. Ecco, che cosa principalmente in Veneto c'è bisogno, in che tipo di interventi? Allora, il bisogno... E che cosa è stato fatto? Perché intanto ci sono state fatte anche delle opere importanti, mi è dato bene ricordarlo, no? Allora, i bisogni sono di due tipi. I consorzi di bonifica gestiscono l'acqua superficiale, tutte le opere in concessione dallo Stato e dalla Regione, per cui noi abbiamo dall'irrigazione, quindi l'innovazione dei sistemi irrigui, e lì si apre tutto il capitolo del cambiamento climatico rispetto alla quantità e la qualità dell'acqua di cui le piante hanno bisogno. I tempi una volta bastavano 3 mesi all'anno per l'irrigazione, era necessaria 3 mesi all'anno, oggi vediamo
questi tempi si allungano a 6 mesi. Abbiamo irrigato praticamente fino quasi ai primi di ottobre, non era mai successo quest'anno ad esempio, e quindi questo ci porta a ragionare della questione acqua intesa come irrigazione. Poi c'è sempre il grande problema della questione acqua intesa come difesa idraulica, perché è sempre acqua, l'altro rovescio della medaglia, che è quando l'acqua arriva, arriva tanta. Arriva tanta e quindi tutto che viene rapportato all'urbanizzazione, a queste peculiarità che sono, ripeto, diverse da realtà a realtà, però le due sfaccettature sono l'irrigazione da una parte e dall'altra lo smaltimento delle acque piovane, quindi la bonifica intesa come difesa idraulica. Qual è l'onere maggiore? Un attimo solo che tanto arrivano anche dei messaggi, li leggiamo. Quello che mi domanda è perché non dragate i canali, molti sono ormai degli stagni con rami, alberi e altro, è inutile dire che i metri cubi diminuiscono. Bisogna vedere realtà per realtà. Certo che il dragare, non sono un tecnico, quindi non voglio certamente portare via il lavoro ad altri. Il dragare è di competenza sempre dei consorzi questa cosa? Dipende dai fiumi. I grandi fiumi sono di competenza regionali, dell'autorità dei bacini, della regione. Noi gestiamo i secondari. Quindi i canali secondari e quant'altro. Ma il problema rimane sempre lo stesso, come dragare. Il dragare credo sia importante, però bisogna capire come e poi dove. Nel senso che i canali e i grandi fiumi sono da dragare, forse da risistemare, perché anche le grandi precipitazioni spostano da una parte all'altra i mucchi di ghiaia e di terra, vanno dragati e vanno portati via. È che questo ha un impatto economico importante, perché fin tanto che si tratta di muovere della ghiaia da un punto all'altro del fiume è semplice. Quando si tratta di dragare significa che il 99% di quei fanghi hanno necessità di essere verificati, analizzati e capire poi cosa ci sono in quei contesti. Quindi, e non sempre il dragare risolve tutti i problemi, per cui bisogna fare un'azione mirata, capire realmente se serve il dragare, se serve abbassare, perché spesso e volentieri non è che il dragare da solo possa risolvere il problema. C'è anche il rafforzamento degli argini, tra l'altro, come... C'è il rafforzamento degli argini e poi per capire i livelli, perché se c'è come si suol dire, c'è un punto più basso, evidente in quel punto più basso non bisogna dragare, perché poi l'acqua facendo il livello me la riporta allo stesso punto di prima. In quel contesto evidentemente potrebbe essere alzato l'argine per dare maggiore sicurezza, però bisogna sempre vedere realtà per realtà, situazione per situazione, quindi non sempre dire che si risolve tutto con il dragaggio e con la pulizia degli acqui. Ovvio, più puliti sono, meglio funzionano, non c'è ombra di dubbio. Ecco, lei stava dicendo appunto delle opere che sono state realizzate, settore agricoltura, quindi bonifica in senso tecnico e irriguo, per quando c'è acqua, e il problema poi quando l'acqua effettivamente non c'è, quindi questa è un'altra questione. Prima parliamo di quando l'acqua non c'è, visto che veniamo da questo lungo periodo particolare. Collegate la idrovia in modo da usarla per scaricare le acque in più, e quindi la questione idrovia. Non è una competenza dei consorzi di bonifica, ma credo che ci sia, da questo punto di vista, dei ragionamenti e degli studi. Ripeto, l'idrografia è una cosa molto delicata. Non voglio oggettivamente entrare nei meriti di situazioni particolari, perché è un equilibrio delicato da mantenere, per cui colleghiamolo, va bene, ma poi bisogna capire cosa fare. Esatto. Allora, periodo di siccità, che cosa magari si può ripetere, perché visto che il cambiamento climatico è in atto, che dicono che sia anche con tempi abbastanza celeri, prevedibilità, e se non prevedibilità, cosa si può fare adesso in un momento invece in cui l'acqua dovrebbe arrivare? Beh, guardi, intanto partiamo da questo dato che è sicuramente positivo. Il clima, vediamo, sta cambiando, quindi è necessario usare in modo migliore l'acqua, utilizzarla nel modo migliore. Per questo noi siamo riusciti a partecipare come consorzio di bonifica del Veneto ad un bando nazionale che prevedeva 295 milioni di progetti, di risorse, e i consorzi di bonifica del Veneto ne hanno attinte per un terzo, 100 milioni di euro che stiamo appaltando in questi giorni per opere che vanno a migliorare la distribuzione dell'acqua, il risparmio idrico, soprattutto il risparmio idrico, perché è fondamentale. Il risparmio idrico... Cioè 100 milioni o 200 milioni? 100 milioni su un plafond nazionale di 300, un terzo è venuto in Veneto. Questo per dire la capacità tecnica, know-how che hanno i consorzi di bonifica in Veneti, e da questo punto di vista è un grande lavoro che abbiamo fatto. E con questi soldi come vengono utilizzati? Ad esempio in trasformazioni irrigue, cioè sistemi che
consentono di risparmiare l'acqua, che credo l'obiettivo fondamentale di questo bando era quello di risparmiare l'acqua. Noi andiamo in quella direzione, andiamo nella direzione di investire questi 100 milioni per risparmiare dell'acqua nei periodi irrigui. Quindi è un'operazione irrigua, va nella direzione di ridurre i prelievi d'acqua. Ma l'irrigazione di cui lei mi sta parlando, gli faccio le domande da non addetto ai lavori, perché magari chi ci ascolta dopo, non viene effettuata dai proprietari delle coltivazioni, dall'agricoltura, settore agricoltura, quindi è il singolo che deve fare l'investimento per adeguare il proprio sistema irriguo. Voi gestite fino ai canali, giusto? O no? No, la peculiarità, mi passi il termine, la diversità del territorio veneto ci porta ad intervenire su due ambiti sempre nel risparmio irriguo. Da una parte la sistemazione dei canali nelle aree di bonifica, quindi mettendo i canali nelle possibilità sostegni di avere l'acqua e di mantenerla nel periodo estivo, ma ci sono anche realtà della pedemontana per cui si cambia radicalmente il sistema di irrigazione, si passa da sistemi che si chiamano a scorrimento a sistemi addirittura che si passa a goccia. In questo sistema, in questo passaggio di sistema si risparmia fino al 60% dell'acqua e questo consente innanzitutto di risparmiare l'acqua, che è importantissimo, ma poi di dare modernità a un sistema e a un percorso. La famosa agricoltura 4.0, sì, 4.4, sì. Poi ognuno ci aggiunge un punto, una virgola, uno zero quando vuole. È appunto questa. E i consorzi di bonifica hanno fondamentalmente attinto queste risorse per poter fare questi cambiamenti che consentono di poter avere e consegnare l'acqua agli agricoltori, diciamo, alla porta dell'azienda, in modo tale che poi da lì si parte con l'altro percorso. La goccia, ad esempio, è un investimento del privato, ma se non ci sono i consorzi di bonifica che consegnano l'acqua in pressione nei punti all'inizio dell'azienda, non si possono avere, quindi anche con grandi risparmi economici. Assolutamente, proprio ho detto il suo discorso. Vediamo un attimo il messaggio, se la regia ce lo rimette in onda. Vorrei fare una domanda al vostro ospite, magari non è il suo argomento, ma volevo sapere se sa e come si può vedere se i PFAS hanno contaminato anche zone in cui non sappiamo. Dove possiamo verificarlo? Grazie. Eccoci qua. Allora, visto che è tornata poi il discorso di contaminazione da PFAS in auge la questione, perché riguarda anche l'agricoltura. Ma riguarda l'agricoltura, non riguardano i consorzi di bonifica perché gestiamo acque superficiali e quindi i FAS sono girati sulle acque, soprattutto nelle acque sotterranei di falda. È un argomento che, ripeto, di cui noi ci adoperiamo per poter riuscire in quei contesti a portare acqua a quei territori pulita da altre realtà, appunto per dare maggiore sicurezza. Però è un argomento, ripeto, i FAS è un argomento che non è strettamente di competenza dei Cioè i consorzi non fanno valutazione della qualità dell'acqua, analisi? Su acque superficiali, per cui l'acqua che scorre non ha di questi tipi di problemi, finora non sono state trovate. E il problema è quando si va nella falda, quindi l'acqua stagnante, acqua di falda ha qualche residuo in più rispetto all'acqua superficiale. Noi gestiamo le acque superficiali, noi facciamo la verifica della qualità dell'acqua superficiale e siamo tutti a posto da questo punto di vista. Quindi nell'acqua superficiale non risultano presenze di questo tipo? Quindi verrebbe da pensare, salvo chi provvede per l'irrigazione con acqua di falda, eccetera, normalmente l'agricoltura non dovrebbe essere colpita da questa stata colpita da questa contaminazione. Normalmente non dovrebbe essere colpita da questa contaminazione. Il problema l'agricoltura che adopera le acque superficiali dei consorzi. Superficiali. In Veneto la qualità dell'acqua superficiale com'è? Perché qua stiamo parlando di agricoltura, quindi poi di sostanze che vengono ad entrare nel circolo alimentare, insomma, delle persone. Molto buona, direi quasi ottima, perché ripeto, la quantità d'acqua che ha superficialmente il Veneto è di grandi quantità. E nella gestione che noi facciamo l'acqua superficiale, diciamo, non si può bere, ecco, non si può bere, però si può tranquillamente utilizzare per tutte le culture agricole e per la frutta e per la verdura. Ecco, però non si può bere. Cioè no, non si può bere, su questo bisogna essere molto chiari, non infatti, si può bere. Assolutamente. Tornando al discorso, lei ha detto appunto centellinare l'acqua, quindi questi sistemi irrigui innovativi che hanno delle particolari capacità e consentono un effettivo risparmio in termini di risorsa idrica. Beh, certo, consentono, ripeto, degli risparmi che arrivano
al 60%. Al 60%, rispetto tantissimo. alle attuali situazioni, perché sono, passi il termine, io arrivo da una di queste realtà, nella pedemontana trevigiana ad esempio, si irriga ancora con un sistema creato dei benedettini nel 400, per cui quel sistema ha evidentemente, mi passi il termine, delle obsolità, cioè delle cose obsolete, evidenti, a delle strutture obsolete che hanno bisogno di investimenti mostruosi, che però non garantiscono di risparmiarla tutta quest'acqua. Il sistema che noi facciamo è praticamente metterli tutti in tubi, in pressione, e di portarla alla porta dell'azienda. È importante perché l'azienda, l'imprenditore si trova ad avere l'acqua in pressione alla testa della sua azienda, e poi da lì, attraverso anche il piano, il PSR regionale, può fare quegli interventi necessari. Si possono chiamare ali mobili, si possono chiamare rotoloni, meglio ancora gli impianti a goccia, perché così c'è il controllo massimo e il controllo ancora maggiore rispetto all'utilizzo dell'acqua, però questo è il vero risparmio. Andare in questa direzione è il risparmio che noi facciamo e che noi proponiamo. Quindi i famosi 100 milioni di euro possono essere utilizzati per questo tipo di opere? Sono utilizzati in gran parte per queste opere. Un'altra gran parte come è stata utilizzata invece? Come ad esempio con la risistemazione di canali in terra, cioè di sistemare tutti quei canali in modo tale che poi abbiano perdite minori ed arrivi più acqua pulita, perché il problema è sempre l'acqua pulita, acqua ottima da dare all'agricoltura, più avanti, più a monte, e di poterne quindi avere meno bisogno, meno perdite ci sono nei canali, più acqua ci resta e quindi meno attingiamo alle risorse e alle riserve. Assolutamente. Torniamo su questi temi, pubblicità, pochi secondi.